Due caselle da cancellare nel taccuino della serie cadetta. L'Arezzo contro il Padova 1-0 il risultato, ha conquistato la sua prima vittoria in questo campionato. I biancorossi, ridotti in 10 per l'espulsione di Valigi, hanno perduto l'imbattibilità. Valigi è stato espulso per scorrettezze al 44esimo di un mediocre primo tempo, in cui ha prevalso la preoccupazione da entrambe le parti. Nella ripresa, anche per il vantaggio numerico, l'Arezzo ha preso coraggio ed ha costruito molte più azioni da rete, specialmente dopo l'autogol di Bonetti al 54esimo su spiovente di De Stefanis. Lo stesso De Stefanis, 5 minuti dopo, sfiora il raddoppio. È bravo Benevelli a sventare in extremis. Fiacca la reazione del Padova, che si fa notare al 65esimo con questa saetta di Fermanelli alzata sopra la traversa da Facciolo. Gli Amaranto mancano ancora il raddoppio a 10 minuti dal termine, con Ugolotti che spedisce alto a tu per tu con il portiere avversario. 1-0 dunque per i toscani, con una novità per parte: edificante quella dell'Arezzo, negativa quella del Padova.